Buongiorno, sono Didone Sergio, chef della trattoria da Perez di Colloredo di Montalbano. Volevo presentarvi un piatto a base di trota del Friuli Collinare, della zona di San Daniele. È un piatto estivo di trota fredda. Praticamente è un carpaccio di trota rossa con cipolla e profumi dell'orto. Gli ingredienti sono il finocchietto, il limone, la cipolla rossa e la trota. Iniziamo la preparazione del piatto, sfilettando la trota. Prepariamo questi due filetti di trota per poi scalopparli a fettine molto fini. A questo punto prendiamo i filettini di trota e adagiamo in una pirofila. Prendiamo la cipolla e la taglieremo a julienne. Finiremo la marinatura con del sale, del pepe, del succo di limone, bene i pezzettini della trota. A questo punto possiamo mettere la cipolla. Continuiamo mettendo il finocchietto. E come ultima cosa l'olio d'oliva. E il piatto ora lo mettiamo in frigorifero per 2 ore. Ora prepareremo il piatto. Lo finiamo mettendoci sopra un po' del suo sugo. E il piatto è pronto.